Oltre, la montagna del Friuli occidentale si eleva nei regni silenziosi dei pascoli e della neve, lungo gli invisibili sentieri di quelle solitudini parlanti che affollano le storie dell'alpinista, scultore e scrittore Mauro Corona. Alpi profonde, Alpi remote, che racchiudono ambienti incontaminati, dove le voci del bosco si disperdono tra le distese dei mughi prima di infrangersi su severi bastioni di roccia. Paesaggi ricamati da una flora rara, già apprezzata e ricercata dai botanici alpinisti del lontano Settecento. Territori popolati da una ricca fauna selvatica, marmotte, camosci, stambecchi e quelle aquile che ancora nidificano nella dura intimità delle ultime valli. Qui la bellezza si esprime nella forma incerta del conflitto primordiale che crea sculture e frantuma paesaggi. Dai metafisici fogli di pietra dei libri di San Daniele al caos di rocce del monte Chavache, che racconta i titanici sconvolgimenti di una frattura della crosta terrestre. Dal gesto di liberatoria ascesa del monte Duranno alle quinte sfrangiate dei Monfalconi e degli spalti di Toro che evocano le cattedrali dolomitiche di Dino Buzzati. Terra mitica, calpestata fin dai tempi remoti dagli esseri viventi, come testimoniano le impronte di dinosauro di Casera Casavento. Terra dove l'incontro con la natura selvaggia delle Dolomiti friulane riserva esperienze di escursionismo che sconfinano nell'esplorazione. E può capitare, come capitò un secolo fa all'alpinista Napoleone Cozzi, di avvicinarsi alla simbolica sentinella della Val Montanaia, all'elegante campanile, e di sentirlo ancora, nel profondo silenzio, l'urlo pietrificato di un dannato. Ai margini di un impietoso mondo verticale, attratta dai rapidi cambiamenti e dalle comode tentazioni della vicina pianura, decimata da secoli di miseria e di emigrazione, la civiltà della montagna del Friuli occidentale perpetua i suoi riti ancestrali intorno ai suoi luoghi simbolo: le chiese, le osterie, i fogolars. I luoghi tramandano lingua, memoria, sentimenti. La terra ha il volto di mia madre, ricordava la poetessa Novella Cantarutti, che scrive nella parlata friulana di Navarons. Culture vissute in eroico isolamento compongono un mosaico di microcosmi architettonici, un variare di stili che esprime un variare di necessità. Non solo i celebrati paesi della Val Colvera come Frisanco o come Poffabro, eletto tra i borghi più belli d'Italia. Anche la ripida Erto, con la sua trama di vicoli paralleli. Il nido d'aquila di Casso, con i suoi rudi palazzi stretti intorno ad angusti passaggi. Andreis, con i ritmici ballatoi esposti al benefico sole di meridione. I villaggi di mille borgate, disperse nei boschi, nelle vallate, sui fianchi impervi delle montagne. Le case barciane e clautane, dalle eleganti architetture a portico e loggia. I castelli fortificati, che testimoniano una cultura feudale che ha radici nel lontano Medioevo. Le cente rurali della Pedemontana raccolte intorno ai campanili con funzione difensiva. Storie di legno e di pietra, costruite con precisa sensibilità. Storie che toccano le malghe e le terre magre, dove case di sasso ancora accompagnano le strade.
Un patrimonio compreso e valorizzato, eppure in continua lotta contro la propria estinzione, come ammoniscono i borghi fantasma della Val Tramontina e della Val d'Arzino. Più a valle verso la pianura, nuovi segni punteggiano il paesaggio e preludono a una cultura urbana che risente degli influssi della Serenissima. Così Maniago si concede agli ariosi spazi di Piazza Italia, la più vasta del Friuli occidentale. E così Polcenigo dispiega un gusto veneziano della vita, nelle sue ombrose dimore rinascimentali e barocche, accarezzate dall'acqua. A est, sentore di città e frusci di commerci attraversano la nobile Spilimbergo. Castrum dei conti carinziani Spengenberg, a controllo dei guadi sul tagliamento. Oggi, sorprendente antologia di romanico, di gotico, di rinascimento. Impegnato da millenni nella difficile arte della sopravvivenza, l'uomo della montagna del Friuli occidentale ha lasciato di sé remote testimonianze. Tracce della preistoria riemergono dalla suggestiva oscurità della Grotta Verde di Pradis, dalle anse fluviali del Palù di Livenza, dalla necropoli di Montereale Valcellina, estrema periferia del mondo paleoveneto. A Tesis, nel pieno silenzio dei Magredi, l'antiquarium accoglie reperti che spaziano dall'età del bronzo all'epoca romana all'alto medioevo. In queste terre la storia non si è mai fermata e, illuminata da momenti di arte intensa, è arrivata alle soglie di quelle parrocchiali e chiese votive che celano un meraviglioso rinascimento. Gianfrancesco da Tolmezzo compone con decisione nordica pagine di commovente umanità. Il Pordenone, Pictor Modernus, placa la sua energica maniera in raccolte scene di delicatezza friulana. Il Calderari e Pomponio Amalteo, allievi del Pordenone, proseguono un linguaggio pittorico che tocca l'essenza del vero. Un talento che attraversa il tempo e viene ereditato da artisti moderni come Vittorio Cadel e Giandomenico Facchina, protagonista con i suoi mosaici della Belle Époque parigina. Una capacità diffusa testimoniata da generazioni di scalpellini, discendenti del ticinese Antonio Pilacorte e destinati a diventare artisti senza frontiere, come il medonese Luigi Del Bianco, capo scultore al Mount Rushmore National Memorial, South Dakota.